Gli appuntamenti di domenica 23 novembre. Al Cinema Sivori di Genova riprende la rassegna Cinecolazione alle 10:30 alla Casa delle Bambole di Gabbi alle 11 Tre Ciotole. Per la rassegna Dicembre Musica della Filarmonica di Chiavari va in scena il concerto La Voce dell'Anima, un omaggio a Nina Simone e Ella Fitzgerald alle 10:30 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. La Filarmonica Colombo di Santa Margherita Ligure festeggia Santa Cecilia alle 10:45 nella chiesa di San Siro, a seguire sfilata musicale nelle vie del centro. Concerto di inaugurazione al Teatro Sociale di Camogli. Alle 11 dialoghi sonori con Filomena De Pasquale al flauto e Mari Fugino al pianoforte. Nel Salone delle Opere Parrocchiali di Lavagna c'è un pranzo a sostegno dei lavori di manutenzione alle opere parrocchiali stesse, prenotazioni al 348 65 67 238, l'inizio alle 12:30. Per la 24esima giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico dalle 14:45 all'Oratorio dei Filippini di Chiavari c'è un pomeriggio di condivisione e incontro dal titolo In dialogo per ritrovare l'umanità. Dalle 15 alle 19 al Circolo Amici del Parco Rocca in piazza Mafalda di Savoia 1 a Chiavari c'è un pomeriggio di attività e laboratori, cucito, acquerello, club del libro, tessitura e letture. A Borzonasca, nell'abbazia di Borzone, c'è l'incontro divulgativo Osteopatia, la salute, questioni di equilibrio con Paolo Muzzioli, inizio alle 15:30. Al Teatro della Tosse di Genova va in scena lo spettacolo La burla del collettivo Madame Rebin, inizio ore 16. La Compagnia della Zucca presenta Esclusi, un viaggio musicale nelle periferie dell'esistenza, alle 16 al Teatro San Giovanni Battista di Sestri Ponente. Presentazione del libro Il silenzio della violenza di Antonio Carletti alle 16:45 nell'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Presentazione del libro Io Adelmo Cervi, il ribelle dei Campi Rossi di Franco Zunino all'Auditorium GB Campodonico di Lavagna, inizio alle 17 a seguire la proiezione del film I miei 7 padri. Al Teatro Garage di Genova c'è lo spettacolo teatrale Dio è al fronte di Matrice Teatro, inizio ore 21.